Sara Papa, ospite a Cucina 33 per una 3 giorni pordenonese. È molto attesa soprattutto perché si parte con la presentazione del suo nuovo libro, Il pane della vita, che è proprio stato edito da pochissimo tempo. È un libro che per certi versi riprende l'esperienza e soprattutto quello che è il filo conduttore della sua cucina e soprattutto per esempio del suo pane, che è legato proprio a una scelta naturale, ma addirittura con dei consigli nuovi. Quali sono i temi principali del suo nuovo libro? Di che cosa si parla in Il pane della vita? Ma in questo nuovo libro ho cercato di dare un valore aggiunto sempre alla farina, che è il mio punto fermo, no? Ormai ce l'ho come punto fisso, quello che è la naturalità della farina e quello che noi dobbiamo ricercare, quello che era il pane di una volta, le farine macinate a pietra, il made in Italy poi soprattutto, no? Oggi c'è questa grande invasione di grano estero, no? C'è stato il crollo del prezzo del grano quest'anno, i nostri produttori hanno sofferto e quindi dobbiamo incentivare al made in Italy, quindi a mangiare italiano, no? Anche se poi la globalizzazione, no? Su alcune cose va bene, su altre no, dobbiamo cercare di incentivare la nostra bella Italia, no? Su quello che produciamo e di grano ne abbiamo tanto e quindi questo è un punto fermo. Un'altra cosa, visto che oggi c'è una grande tendenza, anche da tanti anni, dell'utilizzo di integratori, no? Che la gente va a comprare in farmacia, no? Perché non bastano più tutto quello che noi mangiamo attraverso gli alimenti, abbiamo sempre una carenza, dicono, no? Le industrie che le producono. Invece io dico integriamo con qualcosa che cresce dalla terra. Quindi ho dato il valore aggiunto, il pane della vita, con la farina e ho aggiunto la spirulina che ha un grande contenuto di ferro, per esempio per chi non mangia la carne è un ottimo fonte di ferro, e la zeolite che è un'altra cosa straordinaria che io conosco da 1 anno e mezzo o 2 e che l'assumo tutti i giorni, l'ho messa nel pane proprio per dare un là a questa zeolite che è una spugna è una roccia praticamente vulcanica che come una spugna assorbe tutti i metalli pesanti e tutte le cose che noi mangiamo col cibo che non vanno bene. Quindi l'assorbe e quindi le manda via con l'urina. Quindi è un'altra cosa meravigliosa, un anti-age oltretutto, che va bene, ma ecco, è una cosa naturale. Ecco, io le chiedo, oggi si parla moltissimo di cucina naturale e soprattutto lei in particolare parla di farine che devono essere con certe caratteristiche. Quando ci insegna a fare il suo meraviglioso pane, che cosa dobbiamo seguire proprio per acquistare o per essere sicuri che si tratti di farine che hanno le caratteristiche di cui lei parla? Una bella domanda, una gran bella domanda molto difficile perché oggi c'è veramente un grande imbarazzo nello scegliere, no? E quindi bisogna affidarsi ad aziende che si conoscono, in Italia ne abbiamo tante, quindi bisogna cercare e chi cerca trova, no? Anche i produttori locali, ma che sappiamo che coltivano e immaginano, ok? Per cui è questo, la conoscenza, se non si ha la conoscenza effettiva e personale, di lasciare perdere. Oggi si parla spessissimo di alimenti biologici, però ci ritroviamo davanti a volte con dei prodotti che non lo sono del tutto, oppure c'è poca consapevolezza anche da parte dello stesso consumatore. Sì. Che indicazioni ci può dare, soprattutto che mondo ci troviamo davanti? È un mondo che appunto abbiamo chi si comporta bene e chi no. Ok? Allora dobbiamo cercare i prodotti sia di agricoltura integrata e anche il bio. Un'altra domanda, si parla spesso del fatto che il pane fa ingrassare, per cui spesso e volentieri lo togliamo dalla nostra alimentazione, pensando che sia un alimento al quale possiamo rinunciare, mentre lei ci ha insegnato che con queste caratteristiche questo non è proprio così, anzi può aiutarci a Stare meglio, dimagrire mangiando, con un pane integrale vero. In realtà il pane sì ingrassa, ma quello fatto con le farine raffinate, perché è zucchero. Quindi quando noi mangiamo un pane integrale con la fibra
e abbiamo proteine, digeribilità e quindi un pane che non ha il picco glicemico.